Presidente, un calcio dilettantistico che riparte con i campionati della prossima settimana, con quali prospettive? Il calcio dilettantistico riparte bene, ripartiamo con il campionato di eccellenza con 2 gironi da 16 squadre, con 4 gironi del campionato di promozione a 14 e 13 squadre. Io credo che rispetto a tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questa estate abbiamo concluso bene. Ripartiamo con grande impegno, con grande passione, veramente 2 campionati di 2 gironi di eccellenza veramente importanti, con grandi società, con grandi centri, con centri importanti, quindi la prospettiva è quella di gestire bene questa stagione affrontando le tematiche che riguardano il Covid, le difficoltà che determinerà il Covid se ancora ci starà vicino, e poi per tutto il resto l'impegno riguarda la formazione dei dirigenti, riguarda il miglioramento delle strutture sportive e naturalmente la ricerca di condizioni di sostenibilità per tutte le nostre società. Il Catania in Serie D è sicuramente una calamita anche per i tifosi che sicuramente andranno allo stadio anche per vedere il Catania. Certo, la presenza del Catania nel girone I del campionato di Serie D sta determinando grande fermento, grande attesa, e le squadre, i piccoli centri aspettano tutti di poter giocare col Catania e quindi ci sarà questa presenza importante della città di Catania, della società del Catania, che credo che determinerà grande e anche del Trapani, dobbiamo dire, determinerà grande importanza per questo campionato di Serie D che io prevedo veramente molto interessante. Come ha detto lei, il Covid è ancora tra noi purtroppo, ma si aggiungono a queste criticità anche quelle legate ai rincari energetici. Come prospetta la situazione? Questa è la preoccupazione che hanno molte società. È evidente che perché su queste cose che non riguardano soltanto i costi di gestione dell'attività sportiva, ma riguardano i costi di gestione che ogni persona ha per assicurare la vita alla propria famiglia. Siccome il calcio dilettantistico si regge proprio sull'impegno dei dirigenti, sull'impegno delle persone appassionate, io spero che ci saranno interventi governativi, li solleciteremo domani al Presidente della Lega Dilettanti nel corso del Consiglio direttivo, interventi governativi che dovrebbero e dovranno calmierare tutta questa situazione, perché altrimenti la vedo veramente dura, quindi speriamo che ci siano interventi a sostegno anche da questo punto di vista. Senti, guardavo la classifica marcatori della Serie B, tutti stranieri, quindi dico, in realtà la Lega Nazionale Dilettanti potrà riuscire di nuovo a essere una fucina per portare giocatori finalmente, anche che possono essere importanti anche per le nazionali. Il problema non è soltanto della Lega Nazionale Dilettanti, il problema io credo che sia di tutto il calcio italiano. Il fatto che giochino molti stranieri nel campionato italiano, il 68% in Serie A, è evidente che determina una difficoltà di presenza e di impegno per i calciatori italiani, anche per i più talentuosi. Questo determina poi anche un problema per la nazionale, quindi io credo, ma lo ha annunciato il Presidente Gravina, e siccome il Presidente Gravina le cose che annuncia le fa, io credo che bisogna intervenire in questo senso per assicurare anche la possibilità ai giocatori italiani di giocare di più. Ecco, a proposito sempre della Serie D, va tutto di pari passo anche col discorso impiantistica. Il Catania sta aspettando il via libera per la fruizione del Massimino per gli spettatori. Si ha quasi la sensazione che in alcuni casi ci sia la possibilità, anche grazie all'intervento dei comuni, di accelerare i tempi, mentre in altri casi, magari scendendo un po' di categoria, ci siano delle difficoltà in questo senso. Guardi, io dico sempre che questo problema si risolve nella misura in cui le pubbliche amministrazioni siano impegnate e abbiano sensibilità sportiva, ed è il dato di fatto principale. In questi giorni è
stato inaugurato il nuovo campo di Priolo, è stato inaugurato il nuovo campo di Collesano, l'anno scorso il campo di Ganci, nei giorni scorsi sono stato all'inaugurazione del campo di Geraci, che è veramente meraviglioso. Quindi laddove ci sono pubbliche amministrazioni che impegnano il proprio bilancio, il proprio la propria politica programmatica anche nella promozione delle attività sportive, e la promozione delle attività sportive si fa attraverso le strutture, certo. Anche attraverso le strutture ci si dota di campi veramente qualificati. Il problema secondo me è più nelle grandi città, dove magari l'attenzione maggiore viene rivolta alle squadre principali e le squadre secondarie, le squadre della Lega Dilettanti, le piccole realtà hanno minore attenzione. Però devo dire che in questo anno e mezzo di impegno nel Comitato Regionale Sicilia io ho partecipato a molte inaugurazioni di campo. Tra l'altro devo dirvi che durante l'estate ho visto alcune realtà molto critiche, ho incontrato dei sindaci che stanno mettendo in atto procedure per sistemazione dei campi, quindi rispetto all'anno scorso, che abbiamo trovato un'impiantistica sportiva veramente devastata, diciamo che ricominciamo un po' meglio rispetto all'anno scorso.